E tu, popolo italiano, mentre le nostre truppe avanzano su tutto il fronte, travolgendo ogni ostacolo, preparati ad accogliere l'arrivo dei liberatori. Eccoli là. Liberatori. Io non capisco come si fa a chiamarli liberatori con quelle facce. Bastardi sono, negri, gialli, pelli rossa, un esercito di bastardi. Dopo 3 mesi dallo sbarco, stanno sempre lì. E lì resteranno. Sul bagnasciuga. In posizione orizzontale. Sabotaggio e ribellione, questa è la parola d'ordine. Italiani, ribellatevi alle autorità costituite, impadronitevi delle caserme, dei posti di polizia, dei municipi. Oh, camerati, si parla anche dei municipi, eh? Io me ne frego. Ma sì, certo, ce ne freghiamo tutti. Chi è che non se ne frega? Gli antifascisti. Non ci sono antifascisti in questo paese, camerata. Se no, obbedendo al duce, avremmo ripulito noi gli angolini. Chiaro? C'è solo qualche angolino che non è proprio pulito. Cappellaro. No, la colpa è nostra. Siete voi che vi siete imparentato con lui. Siete voi che gli avete concesso la mano di vostra figlia. Non a lui, camerata, a suo figlio. È ben diverso. E le colpe dei padri, come dice il duce, non ricadono mai sui figli. Voi mi avete impedito di chiudere la sua osteria. Già, perché il vino bianco o rosso che sia non fa politica. Come ha detto il duce. No, Trilussa. Lo avete lasciato anche a capo della banda municipale. Certo, perché anche la musica non fa politica. Ah no, per Diana! Quel farabutto di Cappellaro esagera. Se credi di poter prendere lui l'iniziativa, si sbaglia di grosso. Virgili, la mia sciarpa tricolore. Subito. Papà, va al tuo posto. Bravo il nostro Attilio, sempre tranquillo, pacifico, non lo spostano nemmeno le cannonate. Ma del resto anche Beethoven era sordo, no? L'importante nella musica è di sentire solo i tempi, e tu li senti i tempi. Che ci vuoi fare, Mario? Chi si dedica alla musica e chi alla politica? Io da 20 anni dirigo la mia banda e tu dirigi la tua. Vorresti insinuare che siamo dei banditi? Calma, camerata, che c'entrano i bandisti con i banditi? Bando gli equivoci, Attilio. Voglio sapere se quelle cannonate che hai sentito... Oh, dica te, Beethoven. Li hai sentiti sì o no i cannoni americani? Qui non si discute né di politica né di alta strategia e i cannoni riguardano la strategia. Adesso puoi rispondermi. Li hai sentiti sì o no i cannoni americani? Shh, vieni. Taci. Il nemico ti ascolta. Ma che nemico, nemico? Cosa mai sei tu il nemico qui? Ah, così rispetti i regolamenti. Mi hai perfino dato la multa perché non avevo affisso quel cartello. Ma lascia perdere. Sono state quelle cannonate a suggerirti la musica? Quale musica? Non fare il tonto, quel motivo americano. Lo conosciamo. Scusami, caro, ma la musica è un'arte e se l'ascolti bene non pensi alla politica. La riprova è Beethoven, il grande musicista tedesco. È lui che ha inventato il bum 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 bum. Shh. Il segnale di Radio Londra. Ah, lo conosci anche tu? Io? Beh, Oh, ma come?
Soltanto così per sentire le Ah, bugie sì, che per dicono. sentire le bugie, Però, sì. però, quel motivo che ho sentito quando siamo entrati non l'avevi mai suonato prima delle cannonate. Beh, è una questione di ispirazione. Già, la musica è una questione di tempo. Di atmosfera. Mm? È giusto, anch'io ho avuto un'ispirazione. Sento che è venuto l'ora di cedere il potere al cittadino più degno di sostituirmi in un momento, diciamo, così musicale. A te. No. In un momento come questo, la sciarpa te la tieni, caro. Ma come? Ah. Io per il bene del paese sono pronto a Ma- privarmi dei Dei sì, pantaloni, camerata. Tu ti stai calando le brache, non hai fiducia nella vittoria. Questo è tradimento e te la faremo pagare. Finalmente siamo tra amici. Adesso si può sapere perché non la vuoi questa sciarpa? Mm? Perché tu, insieme al tuo Dulce, avete pazientato 20 anni, ora basta! Io, invece, ho pazientato 20 anni, tanto vale che pazienti ancora qualche oretta. Sì, va bene. Avanti, Attilio, cerchiamo di ragionare, cerchiamo di dimenticare le divergenze politiche, questo muro ideologico che ci separa. Sono quei muri là che ci separano. Sono quelli che mi fanno schifo. Le scritte si possono sempre far cancellare, no? Ma non le case. Guarda cosa avete fatto di questo paesetto. Con il vostro buon gusto fascista, delle case quadrate, delle scatolone senza un briciolo di fantasia. Niente, eccoli. Guarda, quelle mica sono case. Quelle sono sì e no caserme. Ma che caserme e caserme? Io ho ricostruito, ho abbellito, ho civilizzato. E allora civilizza. Tienti la sciarpa e va a mettere l'ultima pietra. No, No, lasciami. vieni qua, mandiamo, pensa ai nostri ragazzi, alla mia Aurora che domani potrebbe salire orfana all'altare. Oh, ma ha ragione Virgili, ti stai proprio calando le braghe. Ma che braghe, io penso alla famiglia, alla mia e alla tua, perché, sai, detto tra di noi, la sciarpa resterebbe sempre in famiglia, capisci? Tutto come prima, non cambia niente. No, caro, io invece voglio che cambi tutto. Certo, via le scritte, via i manifesti. Se ne devono andare anche i consiglieri municipali. È naturale, via il consiglio municipale. E naturalmente ci sarà anche il matrimonio dei nostri ragazzi. Il matrimonio? Cosa vuoi dire? Se tu mi passi la sciarpa sarò io a sposarli, no? Ah già, è vero. A questo non ci avevo pensato. Non ci aveva pensato. Ripeto che puoi tenertela la tua sciarpa, io posso aspettare, te l'ho detto. Il piacere lo faccio io a te. Ma come ti cedo il municipio e non pretendo Oh, ringraziamenti, ma dico, non so. Vorrei vedere, vorresti anche i ringraziamenti? Ha preso la sciarpa. Ma aspetta, ancora un dettaglio. Gliel'ha ridata. Ah no? Piuttosto mi impicco. Oh, come vuoi. Io non ti ho chiesto niente. Ah no? E il fondo della querciaia? E il vigneto di Tre Croci? E il pascolo dietro il cimitero? Certo tu non chiedi, tu ricatti. Vedi, caro, le cose sono cambiate. Sì. Prima era il figlio di un oste che sposava la figlia del podestà. Ora è il figlio del sindaco che sposa la figlia di un... lasciamo andare, Solo se salviamo l'equilibrio resta tutto uguale. E l'hai detto tu stesso, resta tutto in famiglia, compresa la sciarpa. Sei tu che mi hai chiesto di accettarla. Se non sei convinto, aspettiamo gli americani. Oh, scusa. Non credere che io mi arrenda per paura, No. Se subisco il tuo ricatto per salvare le nozze dei nostri due ragazzi. Ricordatelo bene, soltanto per questo. Gliel'ha ridata. Siamo salvi. Meno male. Aurora, se sapessi quanti sacrifici deve fare un padre per la figlia. Sì, può arrivare persino a calarsi le braghe. Lo vedi che non c'era ragione di preoccuparsi. Tu che mi dicevi sempre, mio padre è fascista, mio padre è fascista. Vedi, ha cambiato colore e già sta meglio. Non te ne approfittare, eh?
Così ora stiamo al sicuro. Abbiamo fatto come il re con Badoglio. Bravo, camerata. Cioè, signor Mario. Beh, Ma se gli americani non arrivano? gli riprendiamo il potere. Gliel'abbiamo dato noi, no? E dunque... E ai nuovi assessori municipali, a Sermonti, a De Bellis, a Gordini. Oh, bravo Mario! Vieni, vieni, bevi con noi, alla salute, eh? Beh, che c'è? A cosa pensi? No, io penso solo a Crippa, quello è un fascista che ci crede, mi domando cosa farà. Beh, anche tu eri un fascista che ci credeva, e che hai fatto? Io ho fatto sempre delle riserve, se Crippa si muove siamo perduti. In questo momento, se fossi al posto suo, mi muoverei a dietro front, perché se resta qua è lui che è perduto. Salute! La tua? Tu non puoi partire con lui. Vattene, ti prego, se ci trova qui siamo perduti. Ti giuro che troverò il modo di liberarmene. L'avrei già trovato io. Tu sai che io lo odio, ma è ancora mio marito. Attento, viene qualcuno. Virgili. Vincere! Vincere? Agli ordini, camerata Crippa. Come mai sei qui? Il dovere, camerata. In paese succedono cose turche, e magari fossero turche. Qua si sentono suonare gli inni americani. Sono già arrivati. Che arrivati? Ci mancherebbe. È la banda municipale. Cappellaro in testa che suona gli inni americani. Ma c'è anche di peggio. Il podestà si è calato le braghe, si è tolto la sciarpa e ora si sarà tolto anche la camicia. È impazzito. E come gira, nudo? Ma no! Ha ceduto la sciarpa a quel disfattista dell'oste! Diserzione! Questa è diserzione bella e buona! Mentre qui si fronteggia il nemico. Qui ci vuole una punizione esemplare. Per questo io sono corso da voi. Ma che è quella? Partite? Sì. No. Sì, una punizione esemplare. Salutare. Caro Virgili, tu sei arrivato proprio mentre io stavo pensando a questo. Qui ci vuole una squadraccia. Come ai bei tempi. Ai bei tempi. E ricordi, Virgili, i bei tempi? Quelli del manganello, Dell'olio di ricino, la marcia su Roma, le paludi pontine, l'impero. l'oro alla patria. Aspetta. Porta di là questa valigia. Da tua zia ci andremo un altro giorno. Sparisci. Prima di tutto la causa. Allora io vado a Littoria, mi procuro una bella squadraccia e la porto qui. Permettete un consiglio, camerata? Di pure? La squadraccia è meglio richiederla telefonicamente. Ma c'è il caso che non abbiano un mezzo di trasporto. Con la mia macchina vado e torno con loro. Sì, ma in momenti come questi la vostra presenza qui è categorica. È meglio mandare la vostra macchina col solo autista. Bravo. I tuoi consigli sono molto utili. Grazie. Ma Chiamo Littoria. tanto non ci riuscirai. È da stamattina che cerco di mettermi in linea. Littoria è in linea. Quello che mi dispiace è che non sarai tu a sposarli. Ringrazio che potrò assistere alla cerimonia, poteva andare anche peggio.
Ma se è un falso allarme? Se non venissero neanche stavolta? Ci mancherebbe. Qui è Radio Londra che vi parla. Amici italiani, buonasera. Vi trasmettiamo le ultime notizie. Sul fronte di Anzio... Ah. Se qui si disturbano vuol dire che le cose vanno male. Ma speriamo Speriamo che cosa? che arrivino. Ah, a questo punto siamo. Tu mia moglie? Ah. E allora speriamo che non arrivino. Brava, cosa è servito a loro umiliarmi davanti a tutto il paese? Vuoi decidere allora? Che cosa possiamo sperare noi? Noi non dobbiamo sperare, dobbiamo credere. Ma in che Sì, cosa? che cosa? Ah, nel domani. Sì. Oh. E domani? Domande insidiose. Sul fronte di Anzio, i valorosi camerati germanici hanno vittoriosamente respinto un attacco delle truppe anglo-americane, costringendole a ripiegare in direzione della costa. Il nemico in rotta ha abbandonato sul campo ingenti quantitativi di materiale bellico. Hai fatto proprio un bell'affare. Per 20 anni non ti eri mai occupato di politica. Non potevi startene tranquillo fino all'ultimo. No, proprio alla vigilia delle nozze di tuo figlio vai a metterti in questi pasticci. Io l'ho fatto nell'interesse di nostro figlio, perché se prendono il suocero e lo fucilano, il matrimonio, quando si fa? Ma così, per salvare la vita a Mario, vai a rischiare la tua. Oh, Attilio, ho tanta paura. Ho come un presentimento. Oh, Che c'è, Attilio? Ce l'hai anche tu? sì, ho il presentimento che scorderò la formula del matrimonio, eppure l'ho studiata bene a memoria. Tieni, risentimela un po', eh? Ah. Dunque, signor Gianni Capellaro, vuoi tu prendere per legittima sposa la signorina Vinicio Aurora? Presente. Qui presente? Sì, papà. No. Eh? No, devi dire semplicemente sì, senza papà. In questo momento non sei il padre, tu sei il sindaco. Hai capito? Sì, papà. Ecco, scusa, sì. Anzi, è meglio che rispondi sì, signor sindaco. È più carino, suona meglio, no? Sì, signor sindaco. Ecco. Così va bene? Ma per me basta un sì, non interrompiamo più. Sei stato tu a cominciare. E poi come sindaco posso interrompere. Va bene. Oh. E lei, signorina Vinicio Aurora, vuole prendere per legittimo sposo il signor Cappellaro Giovanni, qui presente? Sì, signor sindaco. Io, Attilio Cappellaro, sindaco di Ardea. No, niente, vai avanti. Io, Attilio Cappellaro, sindaco di Scusa Ardea. ancora una volta, credi che non abbiamo capito? Senti, bello, io sono stato zitto per 20 anni. Tu vuoi starti zitto per 20 minuti? Continua, su. Continua, è una parola. Cosa stavo dicendo quando mi ha interrotto? Io, Attilio Capellaro, sindaco di Ardea. Sei molto gentile. Credevo che tu non lo ricordassi. Bene. Io, Attilio Cappellaro, sindaco di Ardea, vi dichiaro marito e moglie. Che cos'è questa festa? Avanti, cosa pensavate? Che io avrei chiuso un occhio? Quale? Vuol dire che ancora non mi conoscete bene. Per i vigliacchi e per i traditori io non conosco che una fine. Il muro! E tu che stai facendo là? A me mi hanno ordinato di cancellare. E io ti ordino di riscrivere. Mi dispiace, signor Clip, non posso. Non puoi. Lo sai cosa sei tu? Un disfattista! No, un analfabeta, lo sono sempre stato, signor Clip. Basta! Siete un branco di sovversivi. Ecco quello che siete. Ma io vi conosco uno a uno. Riuscirò a trovare il vero responsabile di questa storia vergognosa.
Come è avvenuto questo trapasso di poteri? Di che sei stato tu con un atto di forza. Digli che sei stato tu con un atto di debolezza. Non capisci che se mi salvo io potrò salvare te dopo. Ma che dopo? Quello fucila subito. Calma, figlioli, calma. In qualità di sacerdote, devo dirvi che non avete il diritto di interrompere una cerimonia nuziale impedendo a due sposi di entrare in chiesa per far benedire la loro unione. Vi sbagliate, Don Fausto. Questi due non sono sposati. Come non sono sposati? Ma sicuro che siamo sposati. Fammi vedere il certificato. Eccolo. Firma del sindaco Attilio Cappellaro. Sono io Attilio Cappellaro, il sindaco. Qui abbiamo solo un podestà. Mario Vinicio, presente. Guarda un po' che ci faccio col tuo certificato. Dovresti vergognarti di startene qui a sposare, mentre il paese ha bisogno di tutti i suoi figli per respingere l'invasore. Sì, ma lui non ha ancora l'età. Buono per l'amore, buono per la patria. Se invece di pensare all'amore avessimo pensato di più a combattere, avremmo già vinto la guerra. Dimmi quanti anni hai? 20. Ma che ne ha solo 19, ce ne manca ancora prima di arrivare ai 20 anni. Sei fortunato, ragazzo. A Vittoria assumono volontari e io accetto la tua domanda. Raggiungerai immediatamente la caserma di Vittoria. Gargiulo! Comandate. Tu lo accompagnerai alla corriera che ferma il bivio con la nazionale. Avanti, corri a casa a prendere la tua roba. E senza perdere un minuto di tempo, filate! No, papà, stai calmo. Non ho finito! Domani arriverà una squadra fascista che mi aiuterà a ristabilire l'ordine e la disciplina. Tanto per cominciare siete tutti condannati a una multa collettiva di 10.000 lire. E il responsabile della ribellione verrà trasferito a Vittoria, dove sarà immediatamente processato per alto tradimento. E se non riusciamo a trovare il colpevole, vorrà dire che ne avremo due. Intanto voi, Cappellaro, restituite la sciarpa al titolare. Addio, ragazzo mio. È terribile. Coraggio, papà. Sii forte. Sono forte, Gianni, ma la forza ormai serve solo a impedirci di piangere. Beh, io vado a dar da mangiare alle galline. Che tempra. Una vera romana, ma di quelle antiche. Le mie donne invece chiuse in casa a piangere. Invece tua moglie, la madre, non una lacrima. Che dignità, eh? Che fermezza. Quale esempio per tutti noi. Possiamo fare qualche cosa per te? No, niente. Adesso chiudo bottega, non c'è altro da fare. Sì, ma dobbiamo vederci e decidere qualche cosa, eh? E cosa vuoi decidere? Tanto ormai per me la vita. Se proprio volete, venite da me stasera. Ora lasciatemi solo. Vi prego. Addio, amici. Gianni, puoi uscire, se ne sono andati.
Ah. E adesso beviamoci su. Sì. Laura, portaci quella bottiglia di spumante. Oh, Eccola. brava. Ah. Grazie. Oh. Al tuo ritorno. Ecco qua. Spumante. Oh no. Evviva. E Giuseppe dov'è? Giù in cantina. E che fa in cantina? Ma Facciamolo salire, no? Ehi Giuseppe, vieni su. Eccomi. Comoda la mia cantina, eh? Sì, già non mi ha fatto vedere. Io non sapevo niente del passaggio sotterraneo. Ah, nessuno lo sa. Ma perché non sei tornato a casa? Tutto il villaggio sa che ho accompagnato lui fino alla corriera. sì, sì. Non posso mica essere di ritorno tanto presto. Bisogna che non mi faccia vedere in giro. Il tempo di andare e venire. Ah, E poi vi dirò, io sto meglio in cantina che fuori. sei un amico, Giuseppe. Di papà, il giorno che sarai sindaco, per un po' più di tempo dovrei promuovere Giuseppe Caporale. Certo, per Grazie. me è già caporale. Però prima di metterti i galloni bisogna che tu aspetti ancora qualche giorno, Consolati, avrai gli arretrati, Sì, ma adesso dobbiamo brindare. Laura, dagli un bicchiere, presto. Salute. Vieni. Sentirai che vino. Salute. Salute. Due. Buono, eh? Buono. È roba di A lusso. me le emozioni mettono a me. E allora andiamo a mangiare. Ah, no. 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 Questo non è possibile. E perché? Non ci pensate neppure. Ma è troppo pericoloso mangiare qui. Tu sei al fronte, capisci? Allora, un salamino, un formaggino e non puoi nemmeno dormire qui. Magari puoi venire ogni sera alle 10, quando si chiude la locanda. Una bottiglia di vino, pane, ma durante il giorno devi infrattarti nel bosco, nella macchia fino all'arrivo degli americani. Sì, per forza. Il dolce. Senti papà, Eh? scusa, ma la torta di nozze si mangia in due. Ah già, è vero. Allora, 2 pezzi, eh? Sì. Ecco. Hop. 1, Mhm. e 2, fatto. Là. Salutami la sposa, eh? Oh, ma stai attento che non ti veda Sta nessuno. tranquillo, sta tranquillo. Vai. Arrivederci, ciao Giuseppe. Ciao, caro. Oh, e adesso mangiamo. Voglio sperare che tu mangi con noi. Non vorrei disturbare. No, non disturbi affatto. Basta che tu te ne vada prima che arrivino gli altri. Andiamo su. Quello che mi preoccupa di più è la faccenda dell'alto tradimento. Addirittura. Alto tradimento. Allora io, Attilio Capellaro, qui ad Ardea sarei reo di alto tradimento, eh? Ma andiamo, non fatemi ridere. Non è proprio il momento questo. Ci sono cose più serie di queste buffonate. Ah sì? È la squadra fascistica che arriva domani? E quella è una buffonata. Se i fascisti si decidono a venire fin qui, vuol dire che non servono in prima linea. E se non servono in prima linea, vuol dire che gli americani si sono fermati un'altra volta. Tu credi che tipi di fascisti come Crippa e Virgili vadano in prima linea? Ma fammi il piacere, no! Ci mandano i figli degli altri. Il mio Gianni. Io capisco il dolore per tuo figlio, ma c'erano fascisti e fascisti, eh? I cretini e i furbi. Voi siete i cretini. E Crippa? Crippa, prima di domani bisogna andarci a parlare. Io non posso, ma dico chiunque, eh? Non serve a niente. Crippa al posto del cuore. C'ha una calcolatrice automatica. Sono 20 anni che ci succhia il sangue. Potremmo cercare di corromperlo. Ah no, è uno strozzino, ma è anche un fanatico. Non si farà corrompere, no. Il denaro non gli farà cambiare idea, al contrario. Gli pigliasse un colpo secco stanotte. Cambierebbe tutto. I miracoli esistono. Magari. A domani. A domani. Sta tranquillo, non te lo rubo il tuo sporco denaro. Eppure è per il mio sporco denaro che mi hai sposato. Quando ci siamo sposati io conoscevo soltanto la miseria. E tu sei riuscito a farmela rimpiangere. Ma brava, cominci anche tu ad alzare la cresta. State diventando tutti coraggiosi in questo paese. Ma attenti, Crippa è ancora in piedi.
L'avevo sognata diversa la nostra luna di miele, ma non ha importanza. È bella anche così. Con te sarebbe bello ovunque. E poi qui si evitano tutti gli strapazzi inutili del viaggio di nozze. Cosa c'è? Penso ad oggi, quando sei andato via. Ho avuto paura di non rivederti più. Sapessi quanto ho odiato quel Crippa. Sarei stata capace di ammazzarlo. Adesso devo proprio andare. Perché? Non è prudente per te fermarti da queste parti. Perché non è prudente? Trasmettiamo il segnale orario delle ore 23. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Abbiamo trasmesso il segnale orario delle ore 23. A domani sera, amore. Sognami. Se riuscirò a dormire. Buongiorno, signor Crippa. Signor Crippa? Signor Crippa? Hanno ammazzato Don Crippa! Hanno ammazzato Don Crippa! Hanno ammazzato Don Crippa! Di un po', perché mi guardi così? Ma chi ti guarda? Tu... Tu mi guardi e quello sguardo non mi piace, è uno sguardo accusatore. Senti, Attilio, forse tu non, confessa, non avevi intenzione di ucciderlo. E così ci hai pensato tu. Io? Ah, tu accusi me. E tu accusi me, vero? Tu confessa, hai perduto la testa e... Ma bada che se continui la perdo davvero la testa, eh? Abbi fiducia, sono qui per aiutarti. Ecco, per esempio potrei dire che stanotte sono venuto a casa tua e che tu c'eri.
Certo, sì, certo, sarebbe un ottimo alibi per te. Per me. Sì, io non sono una carogna come te. Non voglio sapere dove sei stato stanotte. Dirò che sei venuto da me. Davvero? Ma io ci sono venuto veramente da te. E tu, caro, non eri in casa? No. Ed è facile indovinare dove sei stato. No, sono io che l'ho indovinato. No, caro, sono io che... Ma come si può pensare che io... Ah, perché invece si può pensare che io... E vabbè, basta, non ne parliamo più. Questione chiusa. Chiusa? Hai visto Virgili? Ti pare che sia un tipo che chiude? Allarmi, 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 siamo fascisti, terrori comunisti, perché nel fascio siamo i componenti, la lotta contro fino alla morte, e ogni Camerata Virgili, agli ordini. Portaci subito dal camerata Crippa. Sì, il martire invoca vendetta. Che dici? Spiegati. Hanno ammazzato il nostro Crippa, camerati. Vai. Chi è stato? A nome del Duce e del Fascio siamo venuti a porgere le nostre condoglianze. Le vostre condoglianze? Ma che cos'è? Uno scherzo? Venite, seguitemi. Vi dico che era qui, sul suo letto di morte. Ma insomma, che scherzi di cattivo genere sono questi? Quanto a voi, signori, non mi sembra questo il modo di entrare in casa d'altri. Appena lo riferirò a mio marito... Scusateci, signora. C'è stato un errore. Perdonate il disturbo e appena vedrete vostro marito ditegli che lo aspettiamo in municipio. I miei rispetti. Hanno fatto sparire la salma. Deve essere così. Non può essere diversamente. Sono tutti contro di me. Senti, mi hai fatto fare una figura da cane con la signora. Ma se continui con questa storia, ti giuro che in questo maledetto paese un cadavere si troverà e sarà il tuo. La vedremo! Se ne sono andati. Adesso però bisogna che tu mi dica tutta la verità. Ma te l'ho già detta, Silvana, ti giuro che non l'ho ucciso io. Ma allora chi è stato? Non lo so, è difficile a dire. Ma tu perché hai fatto nascondere il cadavere? Perché io li conosco bene quelli. Se l'avessero trovato qui senza sapere chi era il colpevole avrebbero messo a ferrafuoco il paese. Sono capaci di tutto. Ma tu così sei compromessa e non puoi più... Non ti preoccupare. Perlomeno in questo momento sono certa di poter contare sull'aiuto di tutto il paese e sul tuo soprattutto.
becca morto! È così che fai il tuo mestiere? Eccellenza, il mio mestiere è di spazzino municipale, ma... E appunto. Lo sai che cosa ha detto il duce? No. Ha detto che la patria si serve anche facendo la guardia ad un bidone di mondezza. Benzina. Cosa? Hai detto mondezza. Lo stesso, sempre bidone. Questo cosa faceva? Eccellenza, io sono pagato dal municipio. Ma se ci si mettono anche gli americani, che ci posso fare? Loro sporcano e tu pulisci. Sì. Perché ecco dove finiscono le zozzure degli americani. Che state cercando? Un cadavere. Ah, e andate al cimitero. Qui lo venite a cercare? Ma guarda... Strano che il camerata Crippa si faccia aspettare così tanto. Sapete dove è andato? Oh, è andato a fare un giretto, eh? Certo, un giretto in campagna è una sua abitudine. Spesso va lontanissimo e non torna neanche. Poi sa che ci sono io qua, eh. Ah, naturalmente. Lui è qua a casa mai. Certo. Bene, bene. E chi è che ha cancellato quelle scritte del duce? Ah, è stato Crippa. Come Crippa? È impossibile. Certo, avrà avuto le sue buone ragioni, e chi lo sa. Ah, me l'ha detta la ragione. Mi ha detto che quelle scritte erano vecchie e ne ha trovate di nuove. Bellissime. Certo che è una buona idea. Ma quello che non capisco è perché ci ha fatto venire qua a far niente. Ah, io non conosco i suoi segreti, ma ho inteso dire che Crippa temeva una discesa di paracadutisti. Qui, nel paese. Sì, sì, qui, a Ardea. Ma naturalmente sono chiacchiere. Beh, io non potevo parlare davanti a lui, è un chiacchierone. Ma è la verità, eh? Crippa ha intercettato dei messaggi alla radio e a quanto pare gli americani dovrebbero lanciare dei paracadutisti stasera. Veramente per telefono ha parlato di antifascisti? Oh, in paracadute forse, solo così vengono gli antifascisti. Non ce ne sono ad Ardea. Anzi, Crippa ha detto che nel caso in cui i paracadutisti vengano lanciati, faremo qui, nel nostro paese, la nostra piccola Stalingrado. Già, parlava di voi e diceva farò venire qui un pugno di uomini pronto a tutto, un pugno di uomini, di eroi, votati alla morte. Molto gentile, ma la verità è che noi non abbiamo armi sufficienti per la lotta e io non posso prendermi questa responsabilità. Adesso mi ricordo dove è andato Crippa. Andava a cercare forconi, accette e falci per la difesa ad oltranza. Però è che noi dobbiamo partire subito. Devo rientrare in sede al Littorio. Non aspettate il camerata Crippa? Oh, impossibile. Gli ordini sono ordini, non si discutono. Prima di partire beviamo un altro bicchiere, eh? Volentieri. Ecco qua. A te. Salute! Sì, è all'arrivo degli americani, eh? Come? Sì, certamente, che voi forse non li aspettate? Per riceverli come meritano?
Come no? Oh, sappiate che a me, non mi fanno paura. Ma tu, Mario, sei sicuro che non ti facciano un po' paura gli americani? Vacci piano, se no finisci come Virgili, Virgili? Perché Virgili? Perché perché, Virgili si attacca eh. la mattina al fiasco e smette solo sì. per andare a dormire. E per questo dice fesserie tutto il giorno. Mi ha dato di traverso. Allora vuol dire che non ti fidi di me. Non sai che marito e moglie si devono dire tutto. Dammi retta, Aurora, è meglio che tu non lo sappia, almeno per ora. Del resto, chi ha ucciso Crippa ha fatto bene. Che ti importa di sapere chi è stato? Ci tieni proprio? Sì, E va bene. È stato tuo padre. Ma per me non ha importanza, amore mio. Anche se tuo padre ha ucciso, io ti voglio bene lo stesso. Anzi, di più. Io ti amo. non ti credo. Sei un vigliacco. Per difendere tuo padre accusi il mio. Ma cosa c'entra mio padre, scusa? Il tuo l'ho visto io ieri notte che usciva di nascosto. E dove vuoi che andasse? E io ho visto il tuo. Bugiarda. Tu sei il bugiardo. Ah, è così dunque. Ti sei messa d'accordo coi tuoi per accusare mio padre. Ritira subito quello che hai detto. Io? Ma io non ritiro proprio niente. Sai che ti dico? Sono proprio contenta che il nostro matrimonio non sia stato ancora benedetto in chiesa. Smettila su, vieni qui, dammi un bacio. Camerati, saluta il duce! A noi! Bravo Attilio, finalmente dopo 20 anni ci sono riuscito a farti fare un mezzo saluto romano, eh? Sì, ma questa me la fai. Invece dovresti ringraziarmi, ti ho salvato la vita, hai liberato da quei 3 fascisti con un piccolo movimento del braccio. Te lo farò io un piccolo movimento del braccio. Ehi! Ehi! L'ho trovato! L'ho trovato! finita, Virgili. Noi non possiamo perdere tempo in momenti come questo. Ma allora ve ne fregate pure voi. Ho detto che ho trovato la salma del camerata. Cosa? Trasmettiamo un comunicato urgente. Camicie nere, dovunque vi troviate, presentatevi immediatamente alla più vicina caserma. Con i vostri indomiti cuori, con la vostra fulgida fede, dovrete sbarrare il... Hai trovato il cadavere di Crippa? Sì. Benissimo. Allora restiamo qui per far luce sull'assassinio del nostro camerata. Bell'idea la tua di metterlo nel furgone. Era bella la tua di metterlo nelle immondizie. Chissà, forse là in mezzo si sarebbe confuso meglio. Credevano di averlo nascosto bene, ma ci vuole altro per fregare Virgili. Ma è assurdo. Eppure era qui. Era qui non più di un quarto d'ora fa. Senti, Virgili, la vogliamo finire con questa farsa? Comandante, non vi arrabbiate. Se il cadavere non c'è, noi non possiamo andare via. Sì, dobbiamo cercarlo e chi cerca trova, no? E questi? Cosa sono questi? La vedete questa lente affumicata? Sono gli occhiali di Crippa. Bravo, Virgili. Questa comincia ad essere una buona traccia. Inizieremo immediatamente le indagini. Con calma. Sì, con molta calma, perché fino a che non avremo trovato il cadavere, noi da qui non ci muoviamo. Sia ben chiaro. Allora sentiamo, cappellano. Che ne sai tu della scomparsa di Crippa? Che ne so io? Non era mica uno che frequentavo quello. Perché hai detto era? Perché ho detto era? Esattamente, voglio sapere perché hai detto era invece di è. Si dice anche era fascista e invece è. Non scherzare, hai detto era perché è morto e tu ne sei al corrente. Vi assicuro che non ne so niente. Com'è vero che mio figlio si batte al fronte. È inutile, non riuscirai a convincermi e può essere che sei tu l'assassino. Ma vi giuro che non sono io. E allora chi è stato? Non lo so, ma avete trovato la salma? Non facciamo gli spiritosi, cappellaro. Te lo dico io che Crippa è morto. Adesso vuoi parlare? Sì. E allora avanti. Che cosa sai? Quello
che avete detto voi. Ma qui non c'è più niente. L'hanno ucciso e hanno portato via tutto. Chi può essere? Soltanto qualcuno che conosceva la villa. Gaspare. Pensi anche tu alla stessa persona? E chi altro? Allora, padre, come spiegate la sparizione del camerata? Figlio mio, le vie della provvidenza sono imperscrutabili. Vabbè. Ma lo sai che mi ha detto il prete? Mi ha detto che le vie della provvidenza sono imperscrutabili. E voi che avete fatto? L'avete arrestato? Oh, sono le 10, devo chiudere. Sapete il regolamento... E chi se ne frega? Qui il regolamento lo facciamo noi. Ah. Beh, allora facciamo così. Io vi do questa bella bottiglia e voi andate bravi a scolarvela nella vostra stanzetta al municipio, eh? Io ci sto. Bravo. E tu non ti muovi? Dipende da te. Ho capito. Eh? Ecco qua. Che ti possa far sognare, eh? Buonanotte. Vieni. Che giornataccia, eh? Hai un viso che non mi piace, è successo qualcosa? Ho litigato con Aurora. Ah, beh, come mezzi sposi cominciate proprio benino. Sei certo che non è colpa tua? No, perché io ti conosco, caro mio. Tu sei figlio unico. Tua madre te l'ha date sempre tutte vinte e il guaio è che io ho fatto lo stesso, ma con tua moglie la cosa è diversa. Ah, sì. Dovrai cedere. Dovrai farle delle scuse sempre, anche quando avrai ragione. E spesso chiedere scusa alla propria moglie quando si ha ragione è la più bella dichiarazione d'amore. No, papà, non è possibile. È troppo grave. Vabbè, sarà grave, gravissimo. Ma per fortuna sarà facile avere il divorzio. E puoi dirmi almeno di cosa si tratta? Prima che ammazzassero Crippa, ho visto Mario che usciva da casa di nascosto. Sì, questo lo so. Lo sai. E come fai a saperlo? Ma perché sono passato a casa sua nel frattempo e non c'era, era uscito. Ah, anche tu sei uscito ieri notte? Sì. Ah, ma allora è vero, Aurora ha potuto vederti. Ha detto la verità. E io l'ho pure insultata. Come vedi, se tu fossi stato più calmo, ma ora va a dormire tranquillo e domani vedrai che tutto si accomoderà con Aurora. Ma, papà, forse non sarà così facile. Adesso come faccio con quel cadavere? Che cadavere? La salma, il cadavere di Crippa. È stato questa mattina, ero là nei pressi quando Virgili lo ha trovato nella macchina. Sì. E quando è andata a chiamare i fascisti, io l'ho tolto. No. Perbacco, sei proprio figlio di tuo padre. Hai salvato tutto il paese e anche me. Ecco, però pensavo che Aurora fosse d'accordo con i suoi genitori per salvare suo padre facendo cadere la colpa su te. E allora mi sono vendicato. Ti sei vendicato? E in che modo? Ho nascosto il cadavere a casa di Mario. Cosa? Tu hai nascosto? Sì. Beh, forse è un buon nascondiglio. Non andranno mai a cercarlo là. Ma Mario quando lo troverà vorrei vedere la sua faccia. E gli sta bene, sì, gli sta bene, se lo merita. Mi pagherà. Scusatemi, ma non riesco a capire com'è che voi avete cambiato idea. Quel Virgilio è un pazzo, un allucinato, ve l'ho detto. E cos'è che non vi va? Quel paio d'occhiali con la lente nera. Non ci vedo più. Ecco qua.
Sono desolato di non potervi offrire di meglio, ma per una notte... E chi vi dice che ci fermeremo una notte sola? Mi sembrate troppo impaziente di vederci partire. Non vorrei che mi nascondeste qualcosa. Proprio voi. E cosa volete che vi nasconda? Il cadavere di Crippa, magari sotto il letto. Comunque noi non abbiamo nessuna fretta. Finché non si sarà trovato il cadavere, resteremo qui. Va bene. Vi dispiace aiutarmi a togliermi gli stivali? Solo... Oh, ma certo. Scusatemi, camerata, ma voi qui non potete dormire. Perché? No, perché il letto è troppo duro. Io sono stato un cafone, avrei dovuto offrirvi il mio letto. No. Quando sono in missione dormo anche per terra. Sì, ma va bene che... Anche questo, prego. Adesso spegnete il lume, ho bisogno di dormire. Buonanotte. 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 Ma si può sapere cos'hai da ridere? No, niente, pensavo a Mario. E allora pensaci in silenzio, perché io voglio dormire. Chi è là? No, sono io. Pensavo che avreste dormito un po' meglio con una buona tazza di camomilla. Per farmi dormire meglio, mi svegliate. È una specialità, con questa farete sogni d'oro. Sì, veramente. Camomilla. Non crediate d'addormentare la mia coscienza con la camomilla. Sei sicuro che la dose del sonnifero era forte? Sarebbe la fine se si svegliasse. Semmai il pericolo è un altro. Non vorrei che per far sparire il cadavere sotto il letto domani ce ne trovassimo un altro sopra. Hai sentito? Sì, ho sentito. Viene dalla cantina. Sarà Gianni. Oddio, che gli sia successo qualcosa. Andiamo, cosa vuoi che gli sia successo? Gianni, dove sei? Gianni? Gianni, sei là? Gianni? Come è finito qua dentro? Questo è un tiro di Mario. Mario! 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 Mario, lo so che sei lì, esci fuori! Shh, non gridare, disgraziato! Puoi svegliare il mio ospite! E allora scendi! Vengo, calmati! Mario,
qualcuno lì? No, nessuno. E che c'è? Hai pure il coraggio di domandarmi che c'è dopo che mi hai schiaffato Crippa in cantina? Io. E da dove vuoi che lo prendessi per metterlo nella tua cantina? Oh, senti, non fare tanto lo sbruffone, sai? So benissimo che Crippa era a casa tua. A casa mia? Ah, confessi allora, sei tu che ce l'hai messo, Ma tu sì? sei matto. E allora come fai a sapere che c'era? Lasciamo andare. Ah, ecco. Non capisci che se noi dobbiamo nascondere questo morto in qualche posto, l'ideale è casa tua? E perché non a casa tua? No, a casa mia no. Ieri sera sono andato da Crippa per parlargli e non ho potuto. Ve l'avevo detto che non mi avrebbe sentito. No, non è per questo. Non c'era così. Non gli ho potuto parlare. Ecco tutto. E tu che hai fatto? Io ho fatto quello che hai fatto te. E poi... è inutile che ridi, eh? No, io non rido affatto. Io sono andato così, ma senza convinzione. Ero sicuro che non sarebbe servito a niente. E perché non sarebbe servito? Chi l'avrebbe immaginato? Che arrivando non lo trovavo più. Ah, insomma, non è uno di noi che lo ha ammazzato. E per scoprire chi è stato è necessario sostituirci a questi qua. E allora bisogna continuare a nascondere il cadavere finché quelli là non si decidano ad arrivare. E soprattutto, bisogna che gli altri si decidano a mettersi d'accordo una volta per tutte. Quali altri? Tu e me. Eh? Salve Attilio! Salve! Come E va? allora, ha funzionato la mia lettera anonima? Oh, formidabile. Ah, sì? Sono piombati nella mia cantina e si sono messi al lavoro come dei forsennati. E in meno di un'ora hanno buttato giù quel maledetto muro, quando penso che sono più di 3 anni che dovevo dirlo. Bellissimo. Vedessi adesso la mia cantina, sempre il doppio. Ma la mia piccola denuncia ha funzionato? Vieni a vedere. Guarda. Poi là. Guarda. Sì. Come lavorano. C'è anche Virgili. Ah, una vera fortuna. Passava di qui e per trovare più presto il cadavere ci si è messo anche lui. I fascisti sono dei pigri, ma per buttare all'aria, se continuano di questo passo, lo sai che faccio domani? No. Semino il grano turco. Almeno qualcosa avrà servito, no? E sia ben chiaro che la prossima volta non sarò io a parlare, ma i nostri fucili mitragliatori. Se il cadavere di Crippa è nascosto in una delle vostre case, lo troveremo. E per non sapere né leggere né scrivere, arresteremo pure lui. Sarà immediatamente tradotto al comando militare di Littoria. Processato, giustiziato come responsabile dell'assassinio del nostro camerato. Io non so niente e non voglio sapere niente. Io so soltanto che, come dice il poeta, chi l'ha fatta la ricopre e quindi chi nasconde il cadavere in casa è l'assassino. Camerata. Tu ridi, ma ti sei scordato che il cadavere è a casa tua. Rido proprio perché è una fortuna che sia a casa mia. Attilio, sei sordo o sei pazzo? Hai sentito cosa ha detto quello là? Ho sentito. Ha detto chi nasconde il morto in casa, quello è l'assassino. Dunque. L'ho trovato! L'ho trovato! L'ho trovato! Che hai trovato? Il morto sotto la guerra! Andiamo, accompagnaci.
Sbrigati! Non si fa più niente! E tu, Pepe, vattene, presto! Beh, cos'è successo? Meglio andarsene. È Virgili che ha ammazzato Crippa e la prova è là, a casa sua. Vieni! Virgili che ha ammazzato? Sì. Figurati che dentro alla cassapanca c'era nascosto tutto il tesoro di Crippa. Hai capito? Eccolo qua. Dendaccio, che è sta burriana? Non te lo manco dormì? È la cosa più semplice del mondo. La bella denuncia e Virgili è sistemato. E chi dovrebbe farla questa denuncia? Sentiamo. Che domanda? Tu, per esempio? Ah, io per esempio. E a chi? A Virgili stesso? Ma no, a mezzanotte. È lui che ha preso in mano la faccenda. Lo so. Ma sai che succede se io vado da mezzanotte a denunciare Virgili? Che mi manganellano, mi purgano e magari mi fucilano pure per calunnia. No, no, niente denuncia. E va bene. Farò io questa denuncia e dimostrerò che non è impossibile far credere a mezzanotte che un suo camerata sia macchiato di omicidio a scopo di rapina. E perché non dovrebbe crederci? Tu, per esempio, ci credi. L'importante non è che mezzanotte ci creda. L'importante è che sparisca e ci tolga dagli impicci. Mi spiego? No, no. Non si tratta capisco. di fare giustizia. Si tratta di spingerli a fare l'unica cosa di cui siano capaci. Cioè? Scappare col malloppo tutti insieme. Senti, Sì, Attilio, è un come? grave errore Ma sì, disprezzare se io ti troppo dico- i nemici. No, ma è la cosa migliore. Capisco l'animo amareggiato di un padre che hanno strappato il figlio, ma però... insomma, cos'è? Qui là, c'è qualcuno? Dove mi nascondo? Dove mi metto? Scusami, papà, se esco fuori a quest'ora insolita, ma si tratta di un imprevisto. Stasera ho una cenetta intima, sai, e avrei bisogno di un po' di spumante. Ma tu non eri al fronte? Sembra di no. Invece di raggiungere il fronte, preferisco aspettare che il fronte raggiunga me. E scusatemi se non avrete una figlia vedova di guerra, E io che mi sono commosso il giorno della partenza, commediante, istrione, mostro. E quella povera figlia mia che non ha fatto che piangere, anche ieri. Ieri piangeva perché avevamo litigato e per colpa vostra. Allora anche Aurora lo sa. Sicuro. Quando vado a casa quella l'accomodo io. E ora vi lascio a discutere tutto il tempo che volete. Noi abbiamo cose più importanti da fare. Ciao papà. Arrivederci, suocero. Ma come, Attilio? Tu hai avuto il coraggio di ingannarmi. Lascia andare, l'importante non è Gianni. Torniamo a mezzanotte. Ma sentiamo questa tua idea. Tu che ospiti il capo di questi tre fetenti, stasera a tavola, senza aver l'aria di niente, piano piano. Buonanotte. Buonanotte, signora Bianca. Beh, adesso che siamo rimasti soli, mi vuoi spiegare sì o no questa storia dell'oro e dei gioielli? No, non posso, non posso. Forse anche te la dicessi non mi crederesti. Appunto, tu me la dici e io non ci credo. Così la nostra coscienza è a posto e tranquilla, no? Chi? Cappellaro? Attilio? Ma no, quello è un pover'uomo con il figlio al fronte. Non che sia un fascista di profata fede come me e te. Anzi, si può dire che ce l'ha tirata sempre. Figurati, quando noi abbiamo fatto la guerra contro le mosche, beh, lui teneva per le mosche. Non divagare. Su, fuori il nome. Buono questo frassate. Piantala di bere.
È buono, ma non cercate di farmi bene. Io lo conosco, questo Frascati. Se uno ne beve un po' troppo, va subito alla testa e fa dire un sacco di fesserie. Io quando bevo la bocca la tengo chiusa. Scusa, come fai a bere con la bocca chiusa? E poi anche se l'hai chiusa, io non mi fido perché le orecchie ce l'hai aperte. È vero? Per sentire tutte le fesserie che dici? Chi ama le fesserie? Tu? È ricco l'amico. 1 milione per lui è fesseria. Ma Attilio non parla. Beve soltanto e non parlerà. Attilio è muto come un pesce che ha imparato a nuotare nel Frascati. 1 milione di fesserie. 1 milione di lire. Sì, e anche dell'oro. Ma la finisci di bere? Bevi, bevi. E dov'è questo tesoro? Ah, dov'era, vuoi dire? È molto semplice. Era nella cassaforte del camerata Crippa. È buono questo Frascati. Lascia perdere i Frascati adesso. Parlaci dei soldi. Il malloppo? Volete sapere dov'è? Un colpo di bacchetta magica ed è passato in una cassapanca. Non potresti essere un po' più chiaro? A casa di un camerata che porta gli occhiali. Aspettate, il suo nome comincia con No, io non devo bere più. Un nome che comincia con il V. Con occhiali? È Virgili. Sì, non può essere che lui. Andiamo. Che fatica. Oh. Ma è vero. È proprio buono questo Frascati. Ma camerati, io non capisco. Parla. Vada, Virgili, non fare il E furbo. soprattutto non farci perdere Dove l'hai tempo. nascosto l'oro? Ma quale oro? Ma io non so niente. Sappiamo che hai rubato l'oro a Crippa. Non tentare di negarlo. E allora? Ma vi giuro che non so di che parlate. Che succede? Perché siete qui voi due? Forse per la stessa ragione per la quale ci sei anche tu. Camerata, richiamali all'ordine. Non capisco il motivo di questa aggressione. Beh, io sì. Parliamoci chiaro, Virgili. Dove hai nascosto l'oro di Crippa? Ma quale oro? Quello che hai rubato a casa sua dopo averlo ucciso. Ormai ho capito tutto. Sei stato tu ad ucciderlo. Sì, sono stato io. Crippa era un traditore. Stava per fuggire portando via l'oro che invece doveva servire alla causa. Ma che causa è causa? Tu l'hai fatto fuori per fregartelo tu l'oro. Invece adesso l'oro ce lo pappiamo noi. Ma adesso potete dirmelo. Chi vi ha mandato qui? Mario Vinicio. Attilio Cappellaro. L'avrei giurato. Sono arrivati prima di voi quei maledetti e ci hanno fatto fessi tutti e 4. Accidenti. Ma stavolta non la passeranno liscia. Il denaro no, Gaspare. Sono soldi maledetti. Già una volta mi hanno fatto sbagliare. Tanta fatica per niente. No, non per niente. Anche senza toccare il denaro potrò pagare il debito che ho verso il paese. Quanta gente mi odiava perché l'avevo sposato. La moglie dello strozzino, dicevano. Vernazza, Sermonti, Cambiali. Ecco, ora non mi devono più niente, se non forse comprensione e pietà. Scusatemi, camerata, se vi ho fatto aspettare. Ma come mai così di buon'ora? È successo qualche cosa? L'oro e i gioielli di Crippa non sono più nella cassapanca di Virgili. Allora vi siete convinto che ce l'aveva? Ah, avevo ragione dunque. E ha confessato anche dove li ha messi adesso? Non è stato lui a farli sparire. E chi è stato? Non ci vuole certo un cervello da poliziotto per capire chi è il colpevole. È quello che dico io. Sì, del delitto e della rapina. E sarà il comando tedesco di Vittorio a giudicarlo. Complimenti per la brillante operazione. Bene, allora vestitevi e seguitemi. Dove? Dal vostro caro amico Cappellaro. È meglio evitare che succedano disordini per il suo arresto e dovremo agire con prudenza. Perciò sarete voi ad eseguire.
Ad eseguire che cosa? L'arresto di Cappellaro. Arrestarlo io? Mai. Gianni! 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 Oh! Oh, Gianni, è orribile, i fascisti li stanno portando via. Chi? Papà mio e papà tuo, Gianni, bisogna fare qualcosa. Ah, sì, certo. Bisogna fare qualcosa. Sì, ma presto, non c'è tempo da perdere. Sta calma, piangere non serve a niente. Sì, ma là, guarda, guarda là. Ehi, voi! Ma che fate? Noi volere bicicletta. Bicicletta Nine. Niente bicicletta. Meglio di bicicletta. E allora? E allora che posso fare con dei fettetti come questi qua? Fingere di obbedire. È l'unico modo per poterti salvare. Mi hanno fatto perfino mettere la camicia nera. Ti sei accorto che ti sta male, eh? Ce n'hai messo del tempo per capirlo, 20 anni. Andiamo, piantala con i soliti sfottò, non è questo il momento di litigare, abbiamo i minuti contati, bisogna cercare di salvare il salvabile, non ultima la tua pelle. La mia. Mentici anche la tua. Non sono mica troppo teneri con quelli che non la pensano come loro, i tuoi cari camerati, e tu lo sai, è vero? Certo, e me ne sono reso conto in questi ultimi tempi, bisogna perciò far presto, io non sono fatto della tua pasta, non sono un eroe io. Meno male che lo riconosci. Far presto a far che? Ma devi scappare, Attilio, salvarti, raggiungere Gianni. Intanto io vado fuori da loro e cerco in qualche modo di prendere... No, per carità, vuoi sacrificarti per me? Non devi correre questo rischio. In ogni caso rischio meno di te, poi ognuno ha le proprie responsabilità. Presto, sbrigati, vai. Io vado a fare quello che posso per trattenerli. Buona fortuna, Attilio. Attilio, scappa. Va con Gianni, se no ti uccideranno. Non è possibile. Ma perché? Si vendicherebbero su di voi. Attilio, sei un eroe. No, ma che eroe? Gli eroi stanno sui monumenti a Roma, sul piedistallo, tutti nudi con l'elmetto sulla testa. Mi ci vedi tutto nudo con l'elmetto in testa? Ah, carino sarei, col coso... No, io non sono un eroe. Te lo ripeto, io non sono un eroe. Buongiorno. I tedeschi. Laura! Laura, svieni presto! Svieni, così guadagniamo un po' di tempo. Picciati! Gianni. Papà, questo è Fritz, un amico. L'amico Fritz. Ma come, tu li conosci? Bravo ragazzo, molto bravo. Noi cercare bicicletta e lui offrire automobile. Come? Poveretti, per loro la guerra sta andando maluccio e hanno deciso di tornarsene a casa. Volevano anche degli abiti civili, ma siccome devono requisire quell'auto là fuori, è meglio che rimangano in divisa. Non credi? Vieni qua che ti abbraccio. Mi salvi un'altra volta. È commovente, ragazzi? E così voi andate là fuori e con la superbia dei vincitori, soldati del nuovo Grand Reich, requisite quella bellissima macchina per grande armata germanica. Vieni un po' qua, senti. Però questi non hanno delle facce da requisitori. Bisognerebbe dargli una bella ripulita, una lucidatina. Chi ci crede a vederli così? Ma guarda. Oh, ma Laura, che fai? Dormi? Ma no, è svenuta, papà. Viene sempre quando non è più necessario, insomma. Mamma. Laura, sveglia! Che fa quello lì? Non lo so, stava mettendosi la giacca quando sono uscito. Poi saluterà la moglie anche. Sta avvenendo gente, proprio quello che non volevo. Vabbè. Ecco. Ora
sì che siete tedeschi, fanno un bel effetto. Così, è vero, militaresco. Con un aspetto simile vi darebbero anche la macchina del duce senza nemmeno fiatare. Automobile? No, no, non di là, per di qua. Voi fate giro della casa, capito? Hop, hop, hop. Yo. Jawohl. E adesso posso anche permettermi il lusso di fare l'eroe. Va bene così? Però mi manca l'elmetto sulla testa, eh? Là. Ce n'hai messo del tempo, ma dove credi di andare? A un matrimonio? Vedi, io sono nato pulito, caro Virgilio, e al contrario di te morirò pulito con la mia bella camicia bianca. Beh, adesso basta con queste chiacchiere, chiaro? Sì. Avanti. Viva il duce! Heil Hitler! Primo reggimento in arrivo! E viva i camerati germanici! Camerati germanici, requisire municipio! Io pure. Requisire scuola! Requisire posta! D'accordo. Requisire cavalli! E questa automobile? Carazione immediata! Marsch! Ah, guardi, camerata germanico, questa macchina l'abbiamo già requisita noi. No, un momento, si serve per trasportare queste persone che hanno commesso... Camerata, un momento, camerata. Raus! 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 Komm! Allora, Salut! Ma, scusa, perché tu... Beh, una volta tanto dobbiamo ringraziare i tedeschi, eh? No, caro, dobbiamo ringraziare mio figlio. Perché? No. Vabbè. Oh, che genero che ho, eh? Oh, guarda quei baldi giovani. Guarda che faccia da funerale. E qui ci vorrebbe una bella marcia funebre. A proposito, il cadavere di Crippa dove è finito? Ah, è nel portabagagli della macchina dei tedeschi, ci ha pensato già. No. Quei tre guerrieri No, per non lo questo sanno, ma hanno un compagno di viaggio degno di loro. Vieni. Allora, non si parte più? Ho l'impressione che i camerati tedeschi ci abbiano lasciato a piedi. Come al solito. Stai attento a quello che dici, cappellaro. Non è finita qui. Hai sentito cosa hanno detto quelli? Dovrà arrivare il resto del reggimento. Aspetteremo. Oh, ma io so aspettare. Ho aspettato tanto, eh? Arrivano! Sono arrivati! Con il cambio! Con i cannoni! Con i carro armati! No, non ancora. Camerati, andiamogli incontro. Vi spiegheremo come stanno le cose. Cancelleremo questo paese dalla carta geografica. Hai ragione, camerato. Andiamogli incontro. Il segnale è convenuto. Vuol dire che Don Fausto ha visto le avanguardie alleate. Potevi dirlo che erano americani, pezzo di cretino. Presto, voi altri, andate a prendere gli strumenti, sbrigatevi. Papà! Sì! Papà! Ah, ci siamo finalmente, gli americani arrivano. Aspetta, come si dice benvenuti in inglese? Welcome. Come? Welcome. Welcome! Bisogna scriverlo su tutti i muri. Donna Maria, arrivano gli americani! Gli americani!
Per noi è arrivata la libertà, per te comincia la galera. Il primo cittadino di Ardea deve riceverli con questa alla cintura. Grazie. Ah, eccoli, stanno arrivando! Avanti la musica! Saluta, io te l'ho fatto una volta il saluto romano. Welcome. Forza! Welcome. Welcome!